la creò. Fratelli d'Italia, l'Italia si è desta, nell'elmo di Scipio si è cinta alla testa. Dov'è la vittoria? Le porge alla chioma, che schiava di Roma e Dio la creò. Stringiamoci a coorte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò. Stringiamoci a coorte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò, sì! L'unione, l'amore, rivelano ai popoli le vie del Signore. Gioia libero, il siamo nati, uniti per Dio. Chi vince ci può, chi vince ci può. Fratelli d'Italia, l'Italia si è desta, nell'elmo di Scipio si è cinta alla testa. Dov'è la vittoria? Le porga la chioma, che schiava di Roma e Dio la creò. Stringiamoci a coorte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò. Stringiamoci a coorte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò, sì! Minutes, 525,000 moments so dear, 525,600 minutes. How do you measure out here? In daylight, in sunsets, in midnights, in cups of coffee, in inches, in miles, and laughter, in strife. 525,600 minutes. How do you measure here in the light? How about love? How about love? How about love? Measuring love, seasons of love, seasons of love. 525,600 minutes, 525,000 journeys to believe. 525,600 minutes. How do you measure the life of a woman or a man? In through that she learned, by the time that she cried, And bridges he burned on the way that she died. it's time out to sing out to the starlit light. Celebrate, remember, here in the life of friend. Remember that love. Remember that love. Remember that love. Measuring Measure life in love. seasons of love. Seasons of love. Measure love, measure love. Il Festival della Costituzione si apre con la Lectio Magistralis del Presidente Emerito della Corte Costituzionale, il Professor Giuseppe Tesauro,
che ringraziamo per aver voluto onorare con la sua presenza al Festival Costituzione. Il prof Tesauro ci parlerà di eguaglianza e tutela sovranazionale dei diritti. Chiamo quindi sul palco il prof Giuseppe Tesauro e tutti i ragazzi. Ecco qua, mi devo sedere o no? Devo stare seduto io poi. Mi sentite? Sì. Non so manco io, però sono un po' acciaccato, quindi forse preferisco stare seduto. Ma innanzitutto grazie di avermi accolto con grande calore qui in una città che ha tanta storia. Mi hanno fatto vedere, ho sentito delle cose bellissime, una full immersion in una serie di valori nobilissimi, quali la solidarietà, la bontà nei confronti dei diversi. Roba di qualche centinaio anzi più di 500, 600, 700 anni or sono, che aveva visto, come in quasi tutte le epoche, dei fenomeni biblici che hanno portato a confrontarsi persone di razze diverse, di religioni diverse, di ricchezza diversa, e che hanno dimostrato quanto si può essere tolleranti, solidali con chi è diverso da noi. Una cosa mi ha colpito soprattutto, che i pellegrini che venivano maltrattati o addirittura uccisi provocavano il raddoppio della sanzione penale per chi aveva commesso questo delitto. Una cosa che mi ha colpito molto e mi ha fatto riflettere anche, è inutile dirlo, su cose di oggi. L'eguaglianza. Ne parliamo in un contesto legato alla nostra Costituzione, anche se io dovrò entrare in un campo che è oltre la Costituzione. La Costituzione, inutile dirlo, è uno spartito musicale grandioso. In poco tempo hanno disegnato la disciplina dei rapporti fra istituzioni e cittadini, e al centro del disegno c'è sicuramente l'uomo, la persona, in tutte le sue sfaccettature, in tutti i suoi rapporti, nelle articolazioni delle istituzioni, dello Stato persona, dello Stato comunità, delle articolazioni dello Stato anche decentrate, c'è sempre l'uomo. Gli articoli 1, 2, 3, ma in quasi tutti gli articoli al centro, se guardate in trasparenza queste disposizioni della Costituzione, se la guardate in trasparenza voi scorgete l'uomo, la persona.
e vi dico di più, la persona in quanto tale, non la persona ricca o povera, bruna o bionda, o dalla pelle diversa da quella che ci caratterizza normalmente, o che ha un problema o non ha un problema, che lavora o non lavora, la persona in quanto tale. Questo io vedo al centro della nostra Costituzione, di questo bellissimo spartito musicale che io vedo. Ecco, la Costituzione per un giurista è naturalmente un cerchio di legalità. Un cerchio di legalità rispetto al quale si deve misurare qualunque altro atto pubblico, anche la legge. Il Parlamento è la massima espressione della sovranità popolare, è il popolo che è il sovrano, noi non abbiamo più un sovrano, abbiamo il popolo che è il nostro sovrano e i rappresentanti del popolo che siedono in Parlamento sono la massima espressione della sovranità popolare. Eppure anche gli atti del Parlamento, cioè le leggi, sono sottoposte a una verifica di compatibilità con la Costituzione, nella quale sono presenti innanzitutto i valori fondamentali del nostro vivere insieme. E rispetto a questi valori che si misura anche la compatibilità di una legge votata dal Parlamento. Non è vero che il Parlamento è insuscettibile di controllo giurisdizionale quanto al suo operato, non è vero. Lo può essere in un sistema a controllo di costituzionalità diffuso, lo è ancora più evidentemente, più in modo palpabile, quando c'è un giudice speciale. Giudice speciale già è un'espressione un po' antipatica, ma insomma un giudice ad hoc che si occupa del controllo di compatibilità costituzionale delle leggi. Ecco, quindi è un cerchio di legalità supplementare che noi abbiamo colto in tutta la sua importanza fin dagli anni successivi alla nostra Costituzione e ancor più quando si è data attuazione a quella parte della Costituzione che affida alla Corte Costituzionale questa verifica di compatibilità. È un cerchio di legalità importante, del quale noi dobbiamo essere non solo contenti di averlo, ma anche dobbiamo rispettarne. Poi naturalmente gli uomini possono sbagliare, questo è un altro discorso. Anche il giudice può sbagliare perché è un uomo. Anche se li metti insieme 15, possono sbagliare anche tutti e 15. È comunque un cerchio di legalità che noi abbiamo al di sopra della legge e col quale dobbiamo fare i conti. Che cos'è in fin dei conti il diritto esterno a questo cerchio di legalità? E cioè il diritto che ci viene, per essere subito concreti, dall'Unione Europea. All'inizio si chiamava Comunità Europea, era un'espressione più calda. Unione Europea già ci ha un po' raffreddati, ci ha trovato raffreddati, però ci ha raffreddati ancora di più, specialmente negli ultimi 3-4 anni. Comunità Europea ci dava il senso dello stare insieme tra diversi, qual era appunto il senso vero della Comunità Europea. Perché fu creata la Comunità Europea? La gente dice per il mercato, le merci, i soldi, le cose antipatiche e materiali. Non è così. La Comunità Europea fu creata
con un obiettivo molto preciso, che non era un obiettivo economico, ma un obiettivo politico. Era la pace. Ci eravamo scocciati di fare guerre ogni 5 minuti. Peraltro sempre per colpa, tra virgolette, diciamo, originate in una zona particolare della nostra Europa, che era bellissima, era quella del Reno, ma che aveva anche la fonte della ricchezza e della potenza militare della Germania, ed era il carbone e l'acciaio. Per questo fu creata l'Europa, la comunità europea, innanzitutto la comunità europea del carbone e dell'acciaio, non a caso, perché in quei settori, la Ruhr e la Saar più giù, furono individuate le origini della grande potenza tedesca. E siccome ci eravamo scocciati di fare la guerra e di averla come protagonista questa Germania, pensammo bene, anzi i francesi soprattutto, che poi erano gli antagonisti più diretti, più immediati della Germania, pensarono bene di blindare le decisioni tedesche in materia di carbone e acciaio in un processo, in un meccanismo decisionale collettivo. Non decidi più da sola, ma decidiamo in 6, sì, anche con i paesi piccoli, Olanda, Lussemburgo, Belgio, e perfino l'Italia, che in fin dei conti non era strapotente, non era all'origine di tutti i mali, ma era comunque uno Stato sconfitto. E fu prima la CECA e poi la CEE. L'obiettivo era la pace, e se ci pensate bene, pace è stata. Non abbiamo avuto molti periodi di pace lunghi quanto quelli che abbiamo avuti con la comunità europea. Se ne contano assai pochi nella storia. Quindi l'obiettivo era quello, e quello è stato realizzato, almeno fino ad oggi. Lo strumento però non era apparentemente politico, era economico. Perché? Perché gli stati sono sempre stati gelosi della loro sovranità. La sovranità, diceva Einaudi, ma non era il primo né era il solo, è nemica della pace. La sovranità è anche nazionalismo, è anche egoismo. Quindi non si voleva turbare questo sentimento così collegato con la sovranità. Si voleva in un certo senso nasconderlo con uno strumento economico più neutrale, che dava meno nell'occhio, il mercato comune. Il mercato comune delle merci, dei servizi, dei capitali, quindi niente a che fare con la sovranità, almeno così si pensava, e così si fece un'unione doganale perfetta, lasciando agli Stati membri il cuore della sovranità, cioè le scelte di politica economica e monetaria. Quanto si possa ben realizzare un mercato comune delle merci, un'unione doganale perfetta delle merci e dei fattori della produzione, lavoro, impresa e capitale, è tutto da scoprire. Però allora era necessario fare così per non turbare i sogni dei nostri politici ben gelosi della rispettiva sovranità. E così nacque il mercato comune, per molto tempo pensato in maniera negativa, considerato negativamente dai più, soprattutto dai politici statali, dai talk show della televisione, i vari Vespa a Vespa degli anni 60 fino ai giorni nostri, che parlavano di Europa dei mercati e dei mercanti.
questo era forse all'inizio. Effettivamente il baricentro del sistema comunitario complessivamente considerato era la libera circolazione delle merci e dei fattori della produzione, quindi un fatto materiale, non c'erano grandi valori nobili da scoprire e da far emergere. Questo fu l'inizio e il mercato comune fu realizzato in poco tempo. E a questo punto però il processo di integrazione europea, che doveva essere sì un processo di pace, ma soprattutto però doveva tener conto delle persone. E quindi si cominciò a valorizzare anche la libera circolazione delle persone. La libera circolazione delle persone all'inizio riguardava le persone economicamente qualificate, quindi ancora una volta la dimensione economica del processo di integrazione. Poi piano piano si scoprì che in fin dei conti era degno di considerazione non solo il lavoratore che era occupato, ma anche il lavoratore che aveva perso il lavoro, o il lavoratore che si era spostato da un paese all'altro dell'Europa per cercare un lavoro e non l'aveva ancora trovato. E che dire poi del lavoratore che aveva lasciato moglie e figli a casa? Era giusto dividere in questo modo le famiglie e consentire la libera circolazione solamente al lavoratore, non anche alla sua famiglia? E che dire di un handicappato? E che dire degli studenti? E perché c'era questa differenza tra donne e uomini, tra lavoratori e lavoratrici? Era solamente un problema di nazionalità? Perché nel trattato, nei due trattati, sia CECA che CE del Roma 57, si parla della discriminazione, del divieto di discriminazione solamente in base alla nazionalità. È il meno che potesse capitare. Quindi non si può discriminare il francese dall'italiano, il tedesco dall'olandese, il belga dal lussemburghese. Quest'ultima poi è una differenza piena di significato. Non era così. Poi c'era nascosta nelle maglie del trattato una disposizione che diceva che le retribuzioni della donna lavoratrice non dovevano essere diverse dall'uomo lavoratore. E questo perché aveva anche un significato, anche lì, ancora una volta, a dimensione economica, si voleva evitare il dumping sociale. E cioè che il datore di lavoro approfittasse del lavoro femminile perché costava di meno. La riflessione non durò molto e comunque doveva partire da una riflessione sulla posizione giuridica soggettiva del singolo, cioè chi era il singolo, i suoi interessi, i suoi diritti rispetto a tutte queste norme consegnate e scritte nei trattati comunitari. Ci pensò un trasportatore, non uno piccolo, non vi voglio far piangere, era un grande trasportatore olandese, che fino al sabato di una settimana aveva pagato come dazio della merce che trasportava, mettiamo 10 fiorini. Allora non c'era l'euro. Il lunedì, per la stessa merce, per la stessa quantità, doveva pagare un dazio non più di 10 fiorini, ma di 15 fiorini.
Il trasportatore si rivolge al doganiere e dice: ma perché mi fai pagare un dazio 5 fiorini maggiore di quello che ho pagato fino a sabato scorso? Io leggo nel trattato CE che i dazi doganali non solo non si possono aumentare, gli Stati membri non possono aumentarli, ma addirittura col tempo progressivamente a tappe li devono abolire. Il doganiere lo guarda e dice: ma tu che c'entri col trattato? Tu sei un singolo, come per dire tu sei il nulla. Il trattato riguarda gli Stati e quello per tutta risposta dice: ma scusa, gli Stati hanno l'obbligo, hanno il divieto di aumentare i dazi e se li aumentano io non ci posso fare niente? Dice: no, non ci puoi fare niente. Questo con degli avvocati valenti si rivolge al giudice e il giudice, questa volta un piccolo giudice, oggi diremmo una commissione tributaria, ci pensa e dubita della legittimità di questo aumento del dazio e pone il quesito pregiudiziale, che è una specie di questione di legittimità costituzionale, alla Corte di Giustizia della Comunità Europea e dice: come va interpretato questo articolo 12 del trattato? Io singolo non ho niente da pretendere dal mio stato di appartenenza rispetto a questo obbligo che lui si è impegnato a rispettare con il trattato? La questione arriva a Lussemburgo, dove c'è la Corte di Giustizia delle Comunità Europee. Il giudice comunitario si pone un problema sostanzialmente esistenziale. Dice: io che giudice sono? Sono solamente il giudice delle monellerie degli Stati? Che cos'è un obbligo degli Stati che non è rispettato da quegli Stati che si sono impegnati invece col trattato ad osservarlo? Che cos'è quest'obbligo degli Stati e questa violazione se non si traduce in qualche cosa che il diritto, che il soggetto cittadino di quello Stato può pretendere di ottenere, può far valere? E che cos'è un diritto del cittadino se non può far valere questo diritto davanti a un giudice? E così a queste domande il giudice del Lussemburgo ha risposto di sì. L'obbligo di uno Stato consegnato in un trattato corrisponde a un diritto del cittadino di quello Stato a che quell'obbligo sia rispettato. E il diritto del singolo non sarebbe un vero diritto se non potesse essere fatto valere davanti a un giudice. Quindi un problema esistenziale del giudice comunitario, ma anche un problema del singolo e della valorizzazione della posizione giuridica soggettiva del singolo rispetto a una norma del trattato istitutivo della Comunità Europea. Se lo Stato non può aumentare i dazi doganali, il singolo cittadino ha diritto a non pagare l'eventuale aumento introdotto in violazione di quella norma. Come vedete, è una cultura che nasce ed è la cultura che fa del singolo, della persona, il vero protagonista del processo di integrazione comunitaria. La sua posizione giuridica diventa immediatamente tributaria di una norma esterna al nostro ordinamento, non una norma di legge o una norma costituzionale, ma la norma di un trattato. Quindi una norma internazionale esterna al nostro ordinamento. E a norme che in forza di quel trattato possono essere norme legittime o norme illegittime. E quella norma olandese, quella disposizione che aveva aumentato i dazi doganali, era illegittima. E quindi
inutilizzabile dal doganiere, dalla dogana olandese per far pagare i dazi a questo signore. Questa è la cultura che ha cominciato a diffondersi nel processo di integrazione europea e che vede nella persona il soggetto protagonista. Anche la persona, insieme agli Stati membri e alle istituzioni comunitarie, è soggetta al controllo giurisdizionale dei diritti e dei doveri che gli fanno, ne costruiscono la sua posizione giuridica soggettiva. E questa non la comunità dei mercanti, ma la comunità dei diritti. Siamo negli anni 70 e voi vedete un fiorire di atti della Commissione, ma più ancora di decisioni della Corte di Giustizia. Commissione e Corte sono complici in questa azione di spostamento del baricentro del sistema complessivamente considerato dalla Europa dei mercati e dei mercanti all'Europa dei diritti e della persona in quanto tale. Ma che significa circolazione delle persone? Significa che queste persone hanno la libertà, ovviamente, di circolare liberamente all'interno del perimetro della comunità, ma si portano dietro uno zainetto pieno di diritti e di interessi. E fra quei diritti ci sono anche i diritti fondamentali. Libertà di circolazione delle persone significa anche diritto alla tutela dei propri diritti fondamentali e non. Voi mi direte, ma nel trattato non c'è manco un cenno ai diritti fondamentali, alla tutela dei diritti fondamentali, tanto è vero che nei primi anni, secondi 50-60, la Corte di Giustizia, ogni volta che si trovava di fronte a una doglianza per la mancata tutela di un diritto fondamentale di una persona, ha detto: ma questa non è competenza mia, è competenza degli Stati, che hanno una Costituzione che prevede quasi sempre, ma insomma sempre, la tutela dei diritti fondamentali, se la vedano gli Stati membri. E devo dire che qui la collaborazione tra giudici degli Stati membri e giudice comunitario ha avuto il massimo fulgore. In particolare la Corte Costituzionale italiana e la Corte Costituzionale tedesca hanno cominciato a tirare le orecchie alla Corte di Giustizia. E hanno detto: no, guarda che tu fino a che non tutelerai anche i diritti fondamentali, noi dovremo mettere il naso nelle tue sentenze, controllarne la sintonia con il sentire comune e il sentire di tutti gli ordinamenti nazionali quanto alla tutela dei diritti fondamentali. È così che la Corte, che aveva sentito le sue orecchie essere tirate da queste due corti costituzionali, cominciò a riflettere. E nel 1970, con una sentenza tedesca, affermò che i diritti fondamentali facevano parte integrante di quell'armamentario di diritti che la Corte di Giustizia era tenuta a tutelare. E dove stavano questi diritti fondamentali, visto che non c'erano nei trattati? Stavano nelle Costituzioni degli Stati membri, nelle tradizioni costituzionali degli Stati membri e nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo di Roma del 50. Noi abbiamo quindi una giurisprudenza ricchissima in materia di diritti fondamentali della Corte di Giustizia.
però non li ha presi soltanto a prestito dalle tradizioni costituzionali degli Stati membri. Sì, ci sono una serie di diritti, quelli che riguardano per esempio il processo. Quelli certamente li ha presi sia dalla Convenzione di Roma che dalle tradizioni costituzionali negli Stati membri. Ma a poco ci sono dei principi fondamentali, dei diritti fondamentali che ha cominciato a costruire autonomamente sulla base di quegli embrioni che trovava nel trattato. Tra questi il diritto alla pari retribuzione tra lavoratori e lavoratrici. Di questo principio, che era molto specifico e molto facile da verificare, ha cominciato a far emergere tutta una serie di addentellati e di situazioni equivalenti, nonché di diritti collegati, fino a dichiarare che quel principio di pari retribuzione, il diritto alla pari retribuzione, era nient'altro che l'embrione di un principio fondamentale di eguaglianza, e insieme a questo il divieto di discriminazione in base alla nazionalità, ne facevano un principio autonomo del sistema comunitario, del sistema giuridico comunitario, in tutte le sue sfaccettature, un principio generale del sistema comunitario di eguaglianza, in tutte le salse. Con quali conseguenze? La prima conseguenza è che non era necessaria una direttiva o un regolamento per introdurre nel sistema il principio di eguaglianza, ripeto, in tutte le salse, adesso vedremo qualche esempio, perché quello era un principio generalissimo. Quindi se si faceva una direttiva, mettiamo sull'eguaglianza di accesso al lavoro degli infermieri e delle infermiere, non era necessario che quella direttiva fosse recepita perché fosse attuata negli Stati membri, perché quella nasceva da un principio generale che era direttamente applicabile e vedeva la posizione giuridica soggettiva del singolo cittadino di un qualsiasi Stato membro direttamente tributaria di quel principio generalissimo che era il principio di eguaglianza. Naturalmente la prima cosa è l'eguaglianza in base al sesso, donne e uomini nell'accesso al lavoro, ma anche in tutte le manifestazioni della vita sociale dovevano essere trattate alla stessa maniera. E che cosa c'è stato in quel periodo? Negli anni 80, fine degli anni 80, metà degli anni 90, pensate che in stati membri di alto lignaggio democratico, di antico e alto lignaggio democratico, dove niente meno si licenziavano le donne perché aspettavano un bimbo, impunemente, la Corte di Giustizia è intervenuta e dice: ma voi state scherzando? E quindi ha reintegrato molte di queste donne, riuscendo a dichiarare la parità. In questa cosa elementare, voglio dire. Non ne parliamo poi fra lavoratori di un paese e lavoratori di un altro. Poi si è cominciato con gli studenti, si è cominciato con l'orientamento sessuale. Per la verità l'orientamento sessuale è venuto più in là, perché la prima cosa è stata stabilita la parità per i transessuali, che pure venivano licenziati così ad libitum solo perché tali, e la Corte ha inaugurato una giurisprudenza di grande civiltà giuridica che ha dichiarato l'impossibilità per quel motivo di licenziare un lavoratore che fosse transessuale e ne avesse tratto le conseguenze anche sul piano fisico. E che dire anche dell'orientamento sessuale, che piano piano è entrato nella giurisprudenza della Corte, prima molto timidamente, poi
ci sono state anche delle normative che hanno aiutato e quindi si è data la stura anche all'eguaglianza in questo settore. Parlando poi dei migranti, i migranti non è dell'ultima ora. I migranti adesso sono un fenomeno naturalmente biblico e quindi c'è la quantità evidentemente ha fatto dimenticare che i rapporti con i paesi terzi, con cittadini di paesi terzi ci sono sempre stati e naturalmente anche quelli avevano una tutela nel sistema comunitario, o mariti o mogli di cittadini comunitari. Pensate che anche il cittadino non comunitario poteva entrare e circolare liberamente nella comunità se avesse avuto un cittadino comunitario che lo manteneva, capace di mantenerlo anche finanziariamente. Quindi doveva essere uno che lavorava. E se fosse stato un bambino? E se una coppia di extracomunitari avesse avuto un bambino nella comunità e quindi comunitario? C'è stata anche qui un'apertura di grande civiltà della Corte che ha fatto sostanzialmente un uso alternativo del diritto, perché se la normativa conferente era nel senso che il cittadino comunitario doveva essere responsabile del mantenimento dei cittadini non comunitari, questo non poteva valere per una bambina di 8 mesi e invece l'hanno fatta valere. E sul ricongiungimento familiare poi la Corte è stata generosissima, anche pizzicando dalla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo. Insomma, la giurisprudenza è riuscita a spostare il baricentro del sistema complessivamente considerato dall'Europa dei mercanti all'Europa della persona. Il mercato comune non è soltanto l'ambito entro il quale si circolano liberamente le merci, i capitali, i lavoratori e gli imprenditori, no? È l'ambito dove si giocano e si tutelano interessi più vari delle minoranze, delle donne, degli uomini, degli handicappati, dei disoccupati, degli studenti per definizione squattrinati e che possono liberamente circolare all'interno della comunità, conservando naturalmente tutti i diritti propri e sommandoli a quelli del paese ospite. Quindi noi abbiamo un sistema di eguaglianza come principio fondamentale inerente al sistema e che si esprime in tutte le sue sfaccettature, che è invidiato anche dagli Stati membri che non ce l'hanno a quel livello, che hanno sempre qualche cosa che gli manca. A livello comunitario il principio di eguaglianza è esploso da quella piccola norma, allora 119, poi 141, poi naturalmente gli stati hanno dato i numeri, hanno cambiato tutti i numeri, vabbè, lasciamo perdere. Ma insomma da quel piccolo nucleo, embrione lo chiamo, di diritto fondamentale alla pari retribuzione è esploso nel grande principio non più di non discriminazione semplicemente, ma in base alla nazionalità, ma un principio fondamentale inerente al sistema e che è sul quale si misura tutta una serie di norme e quindi funziona da parametro di legittimità di tutta una serie di norme che vanno appunto da quella più evidente della differenza tra uomo e donna fino ai migranti. Voi quando io dico la persona in quanto tale è tutelata, ma voi pensate
a un pronto soccorso dove si presenta un uomo con la pelle scura e che dice io ho un infarto oppure ho una gamba rotta, non so, medicatemi, e quelli che fanno gli chiedono la carta d'identità, gli chiedono il permesso di soggiorno. E dov'è l'eguaglianza? Dov'è la solidarietà? Io non credo che nell'ospedale di Sant'Antonio di San Daniele ai pellegrini che venivano acciaccati da qualche morbo particolare, da qualche ferita, gli chiedevano il permesso di soggiorno. Questo nel 1300. Io non credo. E perché glielo dobbiamo chiedere adesso? Cominciamolo a medicare, cominciamo a farlo vivere e poi magari lo torturiamo con tutta una serie di richieste, se proprio ci devono essere queste richieste. Ecco, se noi curiamo questa persona con la pelle scura, senza un soldo, senza un documento d'identità, magari sarà anche un delinquente, vabbè, però nel frattempo è ferito. Eguaglianza significa anche questo, significa solidarietà, significa nobiltà d'animo, significa umanità, perché poi quel signore ferito che ha bisogno di cure immediate ce l'ha un valore che pretende e può pretendere e ha il diritto di pretendere dovunque egli si trovi, ed è la dignità, che è il capo di tutti i diritti fondamentali, il padre di tutti i diritti fondamentali, è la dignità. Manco quella gli vogliamo riconoscere? Ecco, pensiamoci bene, riflettiamo sulla gravità del fenomeno, perché effettivamente è un fenomeno biblico che oltretutto a noi italiani, che il Padre Eterno ci ha messo di fronte all'Africa come primo passo per questa gente, ci trova anche impreparati, perché noi siamo un paese abituati all'emigrazione, non all'immigrazione. E domandiamo ai nostri nonni, bisnonni, che come li trattavano a Long Island. Quanto tempo li lasciavano lì senza acqua, senza cibo, senza niente, trattati come, ma che dico, come bestie erano trattate meglio. Eppure noi con quella cultura stiamo riuscendo, bene o male, con 1000 sforzi, anche economici per carità, a stare alla pari con un paese di media dignità, di media civiltà giuridica. Ecco, da questo punto di vista noi abbiamo un senso del principio di eguaglianza che evidentemente altri popoli, pur civilissimi, pur cattolicissimi, non hanno nel loro DNA fino in fondo come ce l'abbiamo noi. Noi ne dobbiamo essere orgogliosi di questo e coltivarlo sempre al meglio, anche con sforzi dei singoli, della collettività, di tutti quanti, perché ci fanno onore veramente. Ecco, dalla Costituzione al contesto comunitario, noi abbiamo questo terzo cerchio di civiltà, oltre che di legalità, che è dato dal diritto comunitario, il quale può intervenire solamente quando i diritti fondamentali non sono tutelati meglio dal nostro diritto e dalla nostra Costituzione. Questo è scritto sia nella Carta di Nizza che nella Convenzione Europea dei diritti dell'uomo. Quelle due convenzioni non si applicano quando noi li tuteliamo meglio con la nostra legge, con la nostra Costituzione. E vi assicuro che la nostra legge e la nostra Costituzione sono cerchi di legalità molto garantisti. Noi non dobbiamo temere il confronto con nessun paese, perché abbiamo un sistema di garanzie capillare che ci fa onore e che molto spesso è anche a un livello maggiore rispetto a quello che troviamo al di fuori del nostro ordinamento. Ecco, di questo possiamo essere orgogliosi
e di questo terzo cerchio di legalità che è dato dall'Europa. Adesso lasciamo perdere la retorica anticomunitaria dei giorni nostri, quella poi bisogna vedere se è l'Unione Europea, perché l'Unione Europea non ha competenze, come vi ho detto, in materia di scelte di politica economica. Quindi tutte queste scelte di politica economica, questi negoziati che si fanno con la Grecia, il Portogallo, con la stessa Italia, eccetera, sono al di fuori dell'Unione Europea. Noi l'unico impegno che abbiamo è quel 3% e quel 60% del nostro debito pubblico. Altri impegni non ne abbiamo. Non possiamo, non mi vengano a dire i nostri politici che questo ce l'ha imposto l'Europa, perché non è vero. L'unica cosa che ci siamo imposti noi nei confronti dell'Europa è quel famoso limite del debito pubblico del 3 e del 60%. Altri vincoli non ne abbiamo, se li abbiamo non sono comunitari. Questo purtroppo è una cosa difficile da far capire, perché la voce di chi invece dice il contrario è molto più forte, molto più diffusa. Io spero di avere sottolineato quanto dalla nostra Costituzione non solo, ma anche dall'Europa, con il consenso della nostra Costituzione, ci possa venire di buono e di grandi valori come quello della eguaglianza, quella vera, non quella falsa, quella vera, materiale, formale, sostanziale, insomma in tutte le salse, e che è uno dei valori, questo, anche questo del terzo cerchio di legalità comunitaria, è uno dei pochi valori che possiamo trasmettere dignitosamente, diciamo, con orgoglio ai nostri giovani successori. Non è che ce ne sono molti altri, questo è uno dei pochi che possiamo avere l'orgoglio di trasmettere senza timore. Grazie dell'attenzione. Sempre sta con me.
above the crowd, even if I gotta shout out loud. Till mine is the only face you see. Gotta stand up, hey, stand up, yeah, 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 stand up, ooh. Till mine is the only face you see. Gotta stand. All I need is half a chance, a second, not a second, there's a proof. I got whatever it takes to stand up above the crowd, even if I gotta shout out loud. Till mine is the only face you